Amici della pallacanestro su fvgsportchannel.com, ben ritrovati da Giambosio, benvenuti nel Palazzo dello Sport di Tarcento, tutto pronto per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C regionale anno Domini 2014-2015. In campo il padrone di casa, la Fluid System 80 Tarcento, gli ospiti Geoclima Fogliano. Una partita, secondo il mio modesto avviso, modesto parere, una partita che ci regalerà delle emozioni, perché sì, il divario tra le due squadre in classifica è eloquente, ma i roster a disposizione dei due allenatori sono di assoluto livello. Una partita con parecchie tematiche, come detto, tanti giocatori di livello, tanti giocatori che hanno giocato assieme in questi anni, e sfida nella sfida tra i due coach isontino Maurizio Iccio Zuppi e il coach di casa Alberto Andriola, due allenatori che hanno calcato per anni parquet di assoluto livello in divisione nazionale B, la vecchia B2, e che sicuramente quest'oggi si daranno parecchia battaglia. Tutto pronto, palla 2, quindi io direi di partire con i quintetti. Iniziamo da chi ha la palla in mano, ovvero Geoclima Fogliano, che in maglia nero con righe verticali bianche attacca da destra verso sinistra ai vostri teleschermi. Inizia il match numero 20 Piani con il numero 16 Petrovic, con il numero 18 Raccaro, con il numero 9 Deana, con il numero 15 Matteo Piani. Li vedete tutti? Sì, chiedo anzitutto scusa agli amici da casa un po', faccio una telecronaca, però cercherò subito di scaldare i motori come ai vecchi tempi. Tarcento invece in maglia bianca, banda verde, attacca da sinistra verso destra i vostri teleschermi. Inizia il match con il numero 19 Bellina, 14 Munini, 13 Vidani, 10 Antena, 18 David Gaspardo. Alcune note: Tarcento deve fare a meno del nuovo degente Bonoli, che si è operato per un'ernia al disco, e di Baccino che ha un problema a una mano. 0-2 della lunetta per Fogliano, che però mantiene vivo il possesso con Petrovic. Gioca a due strano tra i due lunghi. Petrovic fino in fondo con la mano destra trova in finger roll i primi 2 punti della partita. Dicevo, partita nella partita, una ad esempio quella di Vidani, Bisiacco Doc, per lui questo è un derby. Poi con coach Zuppi, con Thomas Miani, vice di coach Zuppi, si conosce benissimo. Porta a casa un fallo, Antena, fallo di Alberto Piani, fratello di Matteo. Rimessa laterale, recupera Munini, è arrivato quest'anno a Tarcento dalla GSA Udine, dove era capitano nella passata stagione. Vidani giocò a 2, un pick and pop con Bellina che attacca bene l'area, porta a casa il fallo di Petrovic, che forse non si aspettava questo tipo di giocata da parte di Bellina. Scherzano i due, ambedue hanno passato di assoluto livello. Federico Bellina parecchi anni in Serie A, cresciuto con la maglia di Gorizia. Antena da 3 corto, però Vidani sì, mantiene vivo il possesso. Poi infrazione di passi. Non ho detto gli arbitri sono il signor Dettata e Meneguzzo, tutti e due di Pordenone, se non erro. (2-0) sempre per Fogliano. Deana trova una buona conclusione corta. Bellina vivo sotto le plance, cattura rimbalzo, serve Antena. Munini pensa al tiro, step back da lontano, tiro però sbilenco, palla esce, la controlla con lo sguardo Petrovic. È messa per Fogliano che viene da una convincente vittoria nel turno infrasettimanale contro la pallacanestro Ronchi nel derby bisiacco. Tarcento invece, se non erro, ha raggiunto le 20 vittorie filate. Non va la tripla di Piani, ancora Bellina fa la voce grossa a rimbalzo. Dovrà parecchio sudare Bellina sotto le planche per contenere la verve di Raccaro e Petrovic, due lunghi che si fanno sentire in fase di rimbalzo. Munini si apre molto lontano dal canestro, si alza Gaspardo un po' fuori dal match in questi primi 2 minuti. Bellina consegnato con Vidani. Munini dal parcheggio del Palasport allo scale dei 24, tiro lungo, ma Gaspardo mantiene vivo il possesso, poi addirittura distrugge il vetro di protezione tra campo
e Pallasport. Vetro è rotto, 7 anni di sfortuna, ma speriamo nulla di male. Qua vicino dicono che essendo un vetro e non uno specchio non ci saranno 7 anni di sfortuna, facciamo 3,5, tutti contenti. L'importante è che non si sia fatto male, sembra appunto che non si sia fatto male, questo è un bene. Sembra molto generoso Gaspardo, palla così di piani per Petrovic, tiro allontanamento e da 2, tiro è lungo. Si sta sparacchiando parecchio con questo avvio. Fogliano corre molto come da piano partita voluto da coach Zuppi, vuole correre molto, difendere forte per stancare Tercento. Raddoppiato Munini, trova bene Antena nell'angolo, solo Cotone, primo canestro per Tercento della partita, 3-2 ad opera di Steve Antena. Un passato con Gradisca, Olbia, insieme proprio a Deana che segna 2 punti per Fogliano. I due sono cresciuti insieme a Gradisca, assieme hanno giocato ad Olbia in C1 in Sardegna, ora sono avversari. Come vi ho detto in apertura, parecchi saranno gli incroci in questa partita. Triplone di Chicco Vidani, 2 triple per 300, portano avanti i padroni di casa, 4-6, 6-24 sul cronometro. Piani, Diana della sua mattonella, il tiro esce, lo rimbalza del Beffardo, manda fuori tempo Gaspardo, ne approfitta Petrovic, subisce il fallo, non trova il canestro, avrà 2 tiri liberi, buoni a impattare la partita. Non contentissimo Andrea in panchina, che voleva un tagliafuori più energico. Sbaglia il primo Petrovic, 0 su 3 da lunetta finora per Fogliano. In sacca secondo Petrovic, 5 per gli ospiti, 6 per i padroni di casa. Padroni di casa che operano il primo cambio, esce Klaus Munini e fa il suo esordio nel match. Il numero 20, Francesco Accardo, ex Caligaris Corno di Rosazzo, anche lui parecchi anni in B2, quindi abbassa leggermente il quintetto. Non cambia molto per 300 perché Munini agisce da ala piccola, stessa cosa che farà ora adesso Vidani con Antena Accardo da play da guardia, una sorta di 2 playmaker. Gaspardo sbaglia 2 tiri buoni, poi fallo di frustrazione su Raccaro. Sostanzialmente cambia poco con l'uscita di Munini e l'ingresso da Accardo, sempre 3 piccoli e 2 lunghi. Secondo fallo di Gaspardo, no? Una buona notizia. Dicevo, cambia poco a livello tattico, cambia a livello fisico, perché Munini è decisamente più alto e più potente di Accardo, che nasce playmaker, però con Antena si integra alla perfezione. Specie zona di 300 da 3 Petrovic, l'ex KK Postonia, con cui ha giocato anche una stagione in Coppa Campioni. Mi sa che una tripla importante, 8-6 per Fogliano, difesa zona anche di Fogliano, attacco magistrale di Tercento, palla il bacio di Chicco Vidani per Gaspardo, che era ancora probabilmente con la testa alle proteste dell'azione precedente, sbaglia il cosiddetto rigore a porta vuota. Poi fallo di Tercento che blocca il contropiede di Fogliano, doppio cambio per Tercento, esce Gaspardo e rientra Munini, esce subito Accardo, ha giocato tipo 30 secondi. Come detto, sono entrati Munini e fa il suo esordio nel match, numero 7 Smucchi Fumolo. Deana lasciato libero, sbaglia una tripla comoda, rimbalzo di Bellina, terza caramba della sua partita in fase difensiva. Vidani in palleggio in angolo, Munini attacca bene il fondo, gran palla per Fumolo che sbaglia, diciamo, il primo controllo, non per dire calcisticamente parlando, però sbaglia a mettere giù la palla, perde quel secondino, bene per lui e per 300 che porta a casa il fallo. Avrà 2 tiri liberi buoni.
Chissà se Callo ha qualche problema fisico, ha giusto provato a entrare in campo. Potto sta strano questo cambio per 30 secondi. Fumolo insacca il primo tiro libero, sotto di 1, 308-7. Impatta con 2 su 2, 8-8. Abbiamo appena scollinato la metà del primo quarto. Alza press in tutto campo, 300. Piani, consegnato per suo fratello maggiore Matteo. Anche lui la passata stagione con Claudio Munini e con Federico Bellina, oggi avversari a Udine. Petrovic. Fumolo in qualche maniera lo contiene, Antena confeziona il recupero difensivo. Vidani, skip per Munini, è una tiramolla qui a recuperare il pallone. Antena, Franco bollato da Piani, si alza Munini, blocco di Bellina e di Fumolo per Vidani. Munini mette tutti d'accordo per una tripla che però non va. Piani non fa taglia fuori, Vidani gli prende il rimbalzo in testa, la palla però esce. Rimessa quindi per Fogliano, che opera i primi 2 cambi della partita. In campo numero 6 Lupino e il numero 7 Sdrigotti. Escono Piani, Deana. Anche qui a livello tattico cambia poco, però sono in 6 in questo momento. No, sono in 5, qui pro quo in fase del cambio. Rimessa difficoltosa, sembrava infrazione di 5 secondi. Lupino per Piani, mancato d'Antena, e questo è un duello che si è visto tante volte negli anni. Brutta palla di Piani, Fumulo stava per portarla a casa, bene per Fogliano che non mantiene vivo il possesso. Rimessa quindi per i padroni di casa, lo scatto per gli ospiti. Esce Antena ed entra Rich Barazzutti. Anche lui ex Apu, ex UBC, bel giocatore, Barazzutti mi piace molto. Non va, ancora Barazzutti, Vidani, gran palla per Munini che veleggia in area di 3 secondi. Canestro d'autore chiede Klaus Munini, 8-10 il punteggio. Piani chiama schema 3. Si alzano Raccaro e Petrovic, è un pick and pop di Petrovic, poi batte facilmente in palleggio, scusate, Fumolo trova Raccaro per i 2 punti della sua partita. Attacco scolastico qui di Fogliano. Barazzutti si alza per pick and roll, che poi è un pick and pop. Bellina, Barazzutti raddoppiato, serve Bellina, extra pass per Vidani, solo Cotone per l'ex Acegas Trieste, cresciuto nella Falcon Star Monfalcone. Seconda tripla della sua partita, per quello che è oltre a un cestista anche un ottimo tennista. Lupino, brutta palla per Piani che però la controlla, 7 secondi per andare il tiro, sorta di velo di Raccaro. Piani deve mettersi in proprio, il tiro non va, botte da Orbi sotto le planche, alla fine Bellina oblitera Petrovic, però con maestria recupera il pallone e insacca il canestro del 12-13, 2 minuti e 30 sul cronometro. Barazzutti fa quello che gli riesce meglio, ovvero il cambio di velocità e di passo, porta a casa il fallo. Ci saranno 2 tiri liberi per 300. Altro cambio, esce Petrovic ed entra numero 10 Davide Dreas. Anche per lui una stagione a Monfalcone in B2, poi un paio d'anni a Romance. Bel giocatore anche Dreas, mi piace parecchio. Guarda, subito stava per recuperare il pallone, pick and roll solito tra Bellina e Barazzutti, che sta da Bellina, rolla dentro l'area, Barazzutti lo ignora, solo Cotone è entrato non poco bene in partita. Barazzutti 16-12. Piani raddoppiato, perde il pallone, un gran pressing a tutto il campo di Tercenta. Time out immediato chiamato da coach Icio Zuppi. Grandissimo recupero qui di Tercento, quei recuperi che galvanizzano la panchina. Infatti si è sentito anche l'urlo di Vidani nel recupero. Approfittiamo del time out per leggere il restante
turno. Derbissimo collinare tra San Daniele Fagagna, Cevignano Codroipo, Romans Don Bosco, Borto il mezzo. Partitone in fondo classifica tra Pallacanestro Ronchi e la Teccar su BC, la serie ultimo treno per Ronchi per acciuffare una buona posizione nei play-out. La Tisana Breg chiude il turno. La prossima settimana invece Tarcento farà visita a... no, non ce l'ho, sì ce l'ho invece. Giocherà in casa, sempre alle 6, contro Fagagna, partita da leccarsi leggermente i baffi, come sta facendo il buon Alberto Tonizzo in questo istante, che salutiamo e ringraziamo per le immagini, che però non mi ascolta. Ah sì, mi ascolta. Squadra in campo, stiamo parlando di pallacanestro, stesso quintetto per Tarcento, stessi 5 anche per Fogliano, che perde subito un pallone, non un buon rientro della panchina per la squadra ospite. Lupino, Dreas in angolo, sulla zona non di competenza, piani al volo per Lupino, infrazione di passi. Alberto, che mi ascolti, arbitri dell'incontro, Dettata e Meneguzzo, no, non mi ricordo mai il suo nome. No, non mi ascolti Alberto? Non lo so proprio. Esce Federico Bellina e è entrato il numero 9, Luca Clemente, grazie all'aiuto da casa. Fumolo, palla difficile per Clemente, che però apparecchia la tavola in testa a Lupino. Bel modo di entrare in partita questo di Clemente. Prima palla toccata a 2 punti, primo break di Tarcento avanti di 6 lunghezze, 73 secondi alla fine del primo quarto, 12 chi attacca, 18 chi difende. Lupino per Raccaro, Clemente ha ottima posizione difensiva, a rimbalzo solite botte da Orbi, porta a casa il recupero Visentin, e ancora è vivo sotto le planche, extra possesso per Fogliano, porta a casa il fallo Lupino nella sua classica azione. Una furia Alberto Andrioli in panchina, ambedue le formazioni sono in regime di bonus, quindi per cui ad ogni fallo si tirerà 2 tiri liberi. Esce Dreas ed entra Vassallo, se non sbaglio, ex Ardita. No, non esce Dreas, esce Raccaro. 2 tiri liberi per Lupino, mi sacca il primo l'ex Ardita. Mi sacca anche il secondo per Colsonetto, per Lupino. Barazzutti porta a casa il fallo di Visentin. Alberto, ma hai le cuffie? Ah no, ci sei, ecco, ci sei. Ti tengo vivo Alberto. Ma se ci sono le corde... No, ti tengo concentrato Tonizzo. 2 su 2 per Barazzutti, 14-20 punteggio, 43 secondi alla fine del quarto, come al solito pressi tutto campo, 2-2-1 di Tarcento. Vassallo la fa sfilare, vuole difesa uomo di Andriola, come avrete sentito su questa rimessa laterale. Spesso Tarcento passa a zona invece questi frangenti. Rimessa fatta Dreas. Lupino attacca Vidani che ha buone gambe per tenerlo, per non dire ottime gambe. Lupino perde un po' lo smalto, perde una palla non da lui. Vidani pensa alla tripla, gran palla per Clemente che si fa un po' prendere la mano qui, può ripartire il Fogliano 3 contro 2. Vassallo, ottima scelta offensiva di Fogliano. Visentin
extra possesso, 9 secondi, può andare fino a fine. Vidani recupera palla, si vede contropiede, c'è anche il fallo di Dreas e segna a fil di sirena il canestro del +8. Grandissimo primo quarto di Vidani, lui con il punteggio 14 Fogliano, 22 Tarcento. Amici di FVG Sportchannel.com, di Free Sport Channel, di Antena 3, del gruppo Espresso e del messaggeroveneto.com, dove potete vedere questa partita. Ben ritrovati da Giambosio. Tarcento dopo 10 minuti di guida il punteggio 22-14 contro la Geoclima Fogliano. Spazio dei quintetti, Tarcento in attacco, maglia bianca, banda verde. In campo numero 13 Vidani, 5 Barazzutti, 9 Clemente, 14 Munini, 7 Smuchi Fumolo. Risponde Fogliano in difesa, numero 11 Visentin, 10 Drea, 6 Lupino, 9 Deana, 8 Vassallo. Altro canestro di Barazzutti che vale il +10, massimo vantaggio locale. È stato benissimo in partita l'ex UBC. All'andata vinse Tarcento, però soffrì un 2 quarti. Visentin da 3, lungo, alto rimbalzo offensivo di Dreas. Qui Tarcento sta un po' soffrendo in fase di rimbalzo difensivo. Vassallo però sbaglia un tiro comodo, Fumulo cattura il rimbalzo, apre subito per Vidani che non è playmaker ma può guidare la transizione offensiva. Palla un po' leziosa qui di Vidani, Munini la recupera, 15 secondi per andare il tiro, vuole giocarsi il gioco a 2 con Clemente. Munini che gioca in pianta stabile da 3 in C2 e può farlo, e come. Canestrone di Fumulo, canestro molto vintage questo, usando la tabella, +12 per Tarcento, facendo proprio il minimo, sta pian piano andando avanti. Fallo di Munini, pronto sul cubo di cambi Federico Bellina, come detto cresciuto a Gorizia, con questo esordito anche in Serie A. Esce Clemente e dentro appunto Bellina, poi girovagare in Serie A, Verona, Casal Pusterlengo, dove ho avuto anche l'onore di giocare un paio di mesetti con Danilo Gallinari. No, non giocò a Casal Pusterlengo con Gallinari, ma giocò a Pavia in A2, se non erro. Prendete la buona 95%. Anche Klaus Munini è rientrato a caldo, vediamo come sta Accardo, se sta bene. Sì, sta bene, recupera subito pallone, 3 contro 3, Accardo testata, serve Barazzutti, rientra di Ingralena, Dreas e Vassallo, ma è messa male la difesa di Fogliano e Bellina, aveva un tiro buono per lui, però non va. Riparte quindi Fogliano sotto di 12, Dreas, anche lui ce l'ha questo tiro, non va, il balzo al volo di Vassallo. E se c'è una cosa che non sta facendo bene Tarcento è tagliafuori difensivo, parecchi rimbalzi regalati alla squadra ospite che sta difendendo a zona. 3-2 in punta Visentin, ai lati Deana e Lupino, linea dietro composta da Vassallo e Dreas. Visentin poi decide di battezzare Accardo, tiro non va, rimbalzo di Dreas, 16 che attacca, 26 che difende, 7,44 sul cronometro. Deana in posto basso per Vassallo, Bellina li ostruisce, Barazzutti, sempre il 3-2 di Fogliano con Visentin che poi scelta tattica, esce pochissimo. Barazzutti attacca il centro, va giù, serve Bellina che ancora lo smalto dei vecchi tempi, il tiro però non va, il balzo dato da Dreas, riparte Lupino dietro la schiena, sotto le gambe Dreas, si alza anche Vassallo per il gioco a 2. Lupino serve Deana, il battimento effettuato però ha costruito poco. Fogliano, Deana col fallo qua, segna una tripla importantissima per Fogliano, c'è un fallo grande come una casa. Infatti dice Zuppi imbestialito, ma secondo me ha ragione.
Fatto sta, pian pianino l'ha rimessa in partita Fogliano. Era sotto di 12, adesso è sotto di 7, non pochi però, già più fattibile. 19 per gli ospiti, 26 per i padroni di casa. Andriola non è proprio tranquillissimo in panchina. Comunque dicevano in apertura di telecronaca, bella, anzi bellissima questa sfida tra due allenatori che hanno fatto diverse stagioni in B2. Andriola con Longobardi Cividale visse l'epopea, se non sbaglio, magnifica di Cividale, mentre Zuppi tanti anni in panchina a Cono di Losazzo. Il suo apice lo toccò 4 stagioni fa, se non erro, quando sfiorò addirittura la promozione, la stagione in cui con Stammo Feconi invece fallì. Cono di Losazzo, una squadra decisamente non da primo posto, sfiorò una storica promozione. Vediamo la difesa di Fogliano. 1-3-1 di Fogliano. 1-3-1 di Fogliano? Può essere, sì. Di che son teso ogni volta per leggere una difesa, perché puntualmente quando sbaglio leggo una difesa mi arriva un messaggio da coach Melloni dicendomi te l'avevo detto, non era 1-3-1, non era 2-3, era quindi è sempre questa pressione addosso. Accardo porta a casa fallo di Vassallo, bravo Accardo a portarlo a casa, protesta un po' Vassallo, però stavolta i meriti sono per Accardo, è stato bravo a prendere il contatto. Pronto la rimessa Chicco Vidani dalla sua mattonella. Questi sono 3 sempre, questi sono 3 sempre. Arresta un tempo all'Antonella Riva e canestro del più 10. 11° punto per Vidani. Lupino, Deana, Dreas dal centro, solo Cotone per Davide Dreas. 22 chi difende, 29 chi attacca, 6 minuti alla fine del primo tempo. 2-3 di Fogliano. Si intestardisce qua Fumolo, brutta scelta, Accardo da solo e soletto. Barazzutti però con grande grinta strappa il pallone a Lupino. Sarebbe salto a 2 in un modo giusto e corretto. In questo mondo invece, per effetto della legge truffa del possesso alternato, il pallone sarà per Tarcento. Cambio. Ultimo richiamo a coach Zuppi. Esce Dreas, entra Petrovic, parecchi minuti in panchina per l'ex KK Postojna. Ah no, non c'è nessun richiamo. È stato un tecnico. C'è stato un tecnico, Alberto. Presumiamo la panchina. Ah, Icio, mi dicono sempre il signore vicino a me che ha accento bisiacco. No, non ha accento bisiacco. Ah, ecco perché. Non diciamo chi è perché siamo in incognito. Barazzutti, alza la parabola. Per un nanosecondo io ho visto Mike Iuzzolino qui in provincia di Udine a Tarcento, espulso coach Zuppi. Piani non la prende benissimo, espulso anche Piani. Che non la prende tanto bene Piani. Io in tanti anni di carriera da giocatore, dirigente, tutto quanto, io penso di non aver mai visto un'espulsione
di coach Zuppi. Allena Thomas Miani. Della serie, come rovinerà una partita, i due in grigio, ma magari chissà cosa gli ha detto coach Zuppi. Però io spezzo una lancia, così, senza saperne leggere né scrivere, senza aver sentito cosa ha parlato coach Zuppi. Io in tanti anni di carriera da pseudo giocatore, giornalista, dirigente, telecronista, chi più ne ha ne metta, in 20 anni io non ho mai visto coach Zuppi espulso. Mai, eh? Così non mi ricordo. Tu Alberto? Così a memoria non ci viene. Poi magari gli ha detto giù di tutto e quindi stiamo qui a parlare del nulla. Magari gli ha insultato i parenti dell'ottava generazione. Vabbè, torniamo a parlare di pallacanestro che è meglio. In panchina coach Thomas Miani. Non che cada male Fogliano, perché Miani è un grande allenatore anche lui. Non va la tripla di Bellina. Momento favorevole adesso per Tercento, che deve sfruttare il nervosismo di Fogliano. Andriola questo lo sa, non vuole assolutamente invece accendere l'orgoglio di Fogliano, che doveva far meno di coach Zuppi e di coach e di accompagnatore Piani, che forse a questo punto non intervisteremo a fine primo tempo. A segno Lupino dall'angolo. Certo è che però l'arbitro gli ha fatto il richiamo a coach Zuppi, quindi la sentenza ai posteri. Barazzutti attacca il centro, che bello questo arresto a un tempo, bel giocatore che Barazzutti. Veramente un bel giocatore Barazzutti, tra l'altro protagonista in C1 con la GSA a Udine 2 stagioni fa nella promozione in B2. Petrovic porta a casa il fallo di Fumolo. Petrovic dal parcheggio del Palasport, un missile della Slovenia. 27-36 Bellina. Barazzutti, difesa zona 3-2 di Fogliano, antena per Barazzutti. Fumolo a sportellate, bravo qui Fumolo. 27-38 per Tercento, 3-43 alla fine del primo tempo. Lupino contro Attena, i due si conoscono tantissimo. Porta a casa il fallo Lupino, vediamo di chi è. Invece ogni volta che vedo Lupino in campo porta a casa almeno 5-6 falli di questo genere, che era fallo, eh? Però è bravo lui da calappiare questi falli. Esce Vassallo. Sacca il primo Lupino, sacca anche il secondo. 29-38. Sempre la zona di Fogliano, Accardo, no, look pass per Antena, tiro storto, Antena però cattura rimbalzo lungo. Rimessa per Tercento che ha 13 secondi per andare il tiro. Rientra Vidani, però c'è un time out chiamato dalla panchina di Fogliano sotto di 9 lunghezze, 29-38. Nuovamente in diretta, 3 minuti abbondanti alla fine del secondo quarto, 29-40 il punteggio.
in favore di Tercento. Arsenio Petrovic, che è una macchina da guerra. 31-40, bella partita comunque da vedere, come avevo annunciato. Vidani decisamente in palla questa sera, marcato da Lupino, servito Barazzutti, Bellina voleva il fallo, Barazzutti chiude il palleggio, si apre Bellina, marcato da Petrovic, duello veramente da classe. Petrovic ha difficoltà a marcare questa azione di Bellina, quando attacca in palleggio Petrovic ha parecchi problemi. Terzo fallo di Petrovic, deve accomodarsi in panchina. Messa dal fondo, serie di blocchi, si apre Barazzutti, pick and pop con Bellina, Barazzutti però solo il solito tiro storto, a rimbalzo esce vincitore Matteo Piani. Siamo negli ultimi 135 secondi del secondo quarto. Vidani recupera un altro pallone, fotocopia del fine primo quarto, segna il suo 13° punto. Il buon Federico Vidani. Lupino, Deana mette a posto i piedi, tiro è cortissimo, Barazzutti, fattura rimbalzo lungo, slalomeggia, 4 contro 3, serve Vidani, mette a posto i piedi, resta un tempo, il tiro però è sbilenco. Dreas. Lupino rischia Lucchi, viene stoppato da Bellina, parecchio giù di forma. Buon Lupino. Altro time out chiamato dalla panchina di Tercento. 31 Fogliano, 42 Tercento. Squadra in campo, mancano 1 minuto e 19 secondi alla fine del secondo quarto. 42 Tercento, avanti di 11 lunghezze, 31 Fogliano, che ha subito l'espulsione di coach Zuppi, dell'accompagnatore Maurizio Piani. Fatta la rimessa, Antena, Fumolo, si apre Vidani, rolla bene su questo blocco. Antena, Barazzutti, prende bene il blocco, gran palla per Antena, gioca bene Tercento, canestrone di Antena, ma questo è veramente stato un bel attacco, giocato in modo magistrale, massimo vantaggio per i padroni di casa, 45-31. Lupino, Piani, ultimo tocco di Deana. Antena non può andare fino in fondo, Tercento, c'è discrepanza di 8 secondi tra i due cronometri, un po' di più. Vidani vuole Bellina, Dreas di sporca il pallone, 9 secondi per andare al tiro, 19 alla fine del secondo quarto. Antena da 3 non va, rimbalzo di Piani, porta a casa il foul dell'ex compagno di Udine, Barazzutti. Qua secondo me Piani è stato bravo a dare il contatto in arrivo di Barazzutti. Non ci sono 2 tiri liberi perché non è ancora in regime di bonus. Tercento entra adesso, servito Lupino, porta a casa il fallo di Vidani. Secondo fallo di Vidani.
tiri liberi di Lupini. Sbaglia il primo Lupino. Uno su due per Lupo. 12 secondi alla fine del quarto. Antena, specialista di tiri da metà campo, vediamo cosa fa qui. Vuole lui il pallone, Antena, palla così per Barazzutti, che deve tirare lo scadere della sirena, il tiro non va. Antena si scusa per l'errore del passaggio. Finisce così il secondo quarto e il primo tempo. 32 Geoclima Fogliano, 45 Fluid System TAR 100. Nuovamente assieme amici di FOGSportChannel.com, salutiamo anche gli amici di Free Sport Channel. Ottavo turno di ritorno di Serie C regionale anno 2014-2015. 32 Fogliano, 45 Tarcento, fate pure 35-45 grazie a una triplona siderale di Petrovic. Quintetti in campo, Tarcento inizia la terza frazione col 5 Rich Barazzutti, 7 Smokey Fumolo, 14 Klaus Munini, il 18 Davide Gaspardo, il 20 Francesco Accardo. Fogliano risponde col numero 20 Alberto Piani, 18 Raccaro, 9 Deana, 15 Matteo Piani, 16 Dalibor Petrovic. 35 che attacca, 45 che difende, 9-20 sul cronometro, alza pressing in tutto campo. Tarcento, Piani chiama lo schema, difesa individuale per padrone di casa, cambio difensivo, Gaspardo contro Piani, alza la parabola, Piani! Solo il fondo del secchiello per l'ex Gradisca. 38-45, 6-0 di parziali in questo terzo periodo per Fogliano. Barazzutti attacca Piani che gli sporca il pallone, tunnel a Petrovic, riparte Matteo Piani 2 contro 2 perché Monini è l'esto, torna in difesa, serve Deana che commette tra virgolette infrazione di passi. L'ex Latisana non proprio convintissimo, neanche chi parla convinto, però l'arbitro da un metro l'ha visto sicuramente meglio di me. Munini per Gaspardo contro Petrovic, si apre Fumolo, ribaltamento effettuato con Barazzutti, fallo di Piani. Fumolo consegnato con Barazzutti, gioco a due proprio con Gaspardo servito Barazzutti. Piani riporta il pallone in versione a segno Lupin, ora Piani, ma forse c'era fallo. Petrovic contro Gaspardo, lo attacca, fallo di Petrovic subito da Petrovic, scusate. Partito molto bene Fogliano, il canestro non è buono, il fallo di Davide Gaspardo, credo sia il terzo fallo di Gaspardo, è il terzo fallo di Gaspardo che non è proprio in giornatissima. Piani va a saltare Fumolo, rischia fallo in attacco, servito in angolo Deana, tiro lungo, rimbalzo di Alberto Piani, porta a casa il fallo, ha preso tantissimi rimbalzi in attacco Fogliano questa sera, si scaldano anche un po' gli animi in tribuna. Piani il fratello Alberto, Raccaro contro Fumolo, rincula Raccaro, cresciuto con Montecatini, poi tanti anni a Gorizia, di Rosazzo, anche Cormons. Munini da 3, il tiro esce, così questa sera Claudio Munini, non ancora entrare bene in partita. Barazzutti
ha spazio e non prende il tiro, in angolo per Accardo che funge da sorta di specchietto per il passaggio in post basso. Doppio cambio pronto per Tarcento, cambio anche per Fogliano, esce Deana, entra Lupino, cambia poco a livello tattico per coach Thomas Miani. Escono Accardo e Fumolo, entrano Vidani e Bellina, sicuramente Vidani migliore di Tarcento questa sera. Barazzutti prende il tiro da 3 punti, anzi da 2, ma un canestro fenomenale a scadere di 24 secondi. Il palleggio Lupino, Vidani, terzo recupero della sua partita fino in fondo. 15° punto per Federico Vidani. 9 punti da triple e 6 in fase di recupero. Non ho tempo, vedo così lesto Vidani in fase difensiva. Petrovic cadendo. Bellina cattura l'ennesimo ribalzo difensivo, riparte Barazzutti, sempre a testa alta, Piani su di lui. Munini, va per Barazzutti, Bellina in post basso contro Petrovic. Bellina dall'angolo, tiro che esce. Lupino per Piani, 38 che attacca, 49 che difende, siamo quasi a metà del terzo periodo. Piani in palleggio per fratello Alberto Piani, palla non delle migliori, Munini la recupera e si vola 1 contro 0 e sacca il canestro del più 11. Fogliano, un paio di scelte in attacco scellerate, soprattutto in fase di passaggio, ha permesso a Tarcento di tornare al più comodo, più 13, 38 per Fogliano, 51 per Tarcento. Squadra in campo, Lupino in palleggio, blocco con Dreas. Cambio difensivo, c'è Bellina, su di lui Dreas in angolo, deve prendersi il tiro, è corto, rimbalzo di Bellina. Barazzutti, ancora Vidani, porta a casa il fallo di Piani. Poi qua si vede anche la stigma tra i giocatori categoria superiore. Sente il contatto, fa partire subito il tiro, magari per trarre in inganno i due in grigio, che però non ci cadono. Rimessa quindi per Tarcento, più 13, padrone di casa 38-51, 5 minuti esatti alla fine del terzo periodo. Bellina stava andando a prendere posizione in post basso. Vidani però perde il pallone toccato da Piani, alta rimessa per Tarcento che ha 6 secondi per andare il tiro. Barazzutti con un'estrema lucidità, pesca Gaspardo da 3, no, è da 2. Tiro da 2 perché Gaspardo aveva il piede sulla linea. Più 15 i padroni di casa, in campo Visentin con il numero 11. Danza, Piani su un doppio blocco, viene subito Petrovic contro Accardo, raddoppiato Dreas, finta il tiro, lo prende, storto, su un po' spento l'attacco di Fogliano. Riparte Barazzutti, hesitation. C'è un cambio, esce Barazzutti, applauditissimo da tutto il pubblico di casa. Rientra Antena.
Munini, brutto passaggio al volo, Bellina la controlla, 10 cm nel tiro, Munini pensa al tiro da 3 punti, lo prende, storto a rimbalzo però Bellina porta a casa fallo di Dreas, che è stato tagliato fuori dal movimento di Bellina. Due tiri liberi per il numero 19, ex Pavia, ex Caleppo Sterlengo, Gorizia, Verona, Udine, che più ne ha ne mette. Insacca il secondo. Piani perde palla, si è spento completamente l'attacco di Fogliano. Antena picca un po' con Bellina, gran palla di Antena per Mulini. Questo canestro è buono, perché sennò è una violenza per la pallacanestro, e il canestro è buono. Se no facciamo una raccolta di firme qua fuori del Palasport. Questo è un canestrone, signori, da guardare, riguardare e riammirare più volte, magari davanti a un buon tè caldo. Il fallo è antisportivo, giustamente. Avrà quindi anche un tiro libero supplementare per il fallo e la rimessa. Sbaglia il tiro libero supplementare Munini, che però mi ha regalato una gioia. Non mi espongo troppo, Alberto, se dico che ha regalato una gioia alla pallacanestro. Questo canestro veramente di una coordinazione, non so, ho i brividi. Gaspardo attacca Dreas, che però ha un'ottima posizione difensiva. Gaspardo poi ritira in testa, poteva far poco qui Dreas. E adesso sono 20 i punti di vantaggio per Tarcento, e come detto deve fare a meno di Andy Bonoli e di Baccino. C'è un fallo di Munini. Piani, bella rimessa per Dreas, prodotto la palla rimbalza male, può ripartire a 4% di Fogliano con Federico Vidani che guida magistralmente il contropiede di Tarcento. Munini a segno il touchdown Prince di Tarcento. It's Munini time, 38-60, tiraria che sarà un lungo quarto periodo. Dreas non prende il tiro, serve Lupino, prende lui la tripla, solo Cotone. Gaspardo da 2. Anche Gaspardo si è ripreso di brutto in questo terzo periodo. 6 punti negli ultimi 2 minuti. 41 che attacca, 62 che difende, 127 secondi alla fine del terzo periodo. Petrovic con maestria segna, subisce il fallo, bravissimo che Petrovic. Doppio cambio pronto, Raccaro, Sdrigotti, vediamo che uscirà Dreas secondo me, e si segna Petrovic. È uscito anche Bellina ed è rientrato Clemente. Segna Petrovic, tempo supplementare, si accomoda in panchina, quindi rientra Raccaro. Ultimi 120 secondi di questo terzo periodo, ovvero 2 minuti. 44 che difende, 62 che attacca.
cade Antena, Gaspardo in palleggio, serve Munini, 9 sono di prendere il tiro, così inventa Klaus, prende un buon tiro, lungo però rimbalzo su Manaccia, Lupino tiene vivo il possesso, 90 secondi alla fine del terzo periodo, Lupino, Piani, Raccaro, porta a casa il fallo di Clemente, ma un po' troppo morbido. Si sacca il primo Raccaro. Secondo è corto. Munini da 3, Claudio Munini, 45-65, ultimo minuto terzo periodo, Lupino da lontanissimo, tiro lungo, rimbalzo, tocca a Raccaro, mi sembrava l'ultimo tocco il suo, invece secondo i due in grigio il tocco è di Gaspardo, esce Vidani e rientra Accardo. Rolla benissimo sul perno Raccaro. Bella zona di Fogliano. Accardo, solo il soletto, solo Cotone. Poi esulta forse in modo un po' polemico. Sdrigotti, palla complicata per Lupino. Più 21 per i padroni di casa, 10 secondi alla fine del terzo periodo, non può andare fino in fondo Fogliano, discrepanza di 2 secondi tra i due cronometri, quando si deve andare il tiro, 5 alla fine, Piani, fallo di Gaspardo, il quarto fallo di Gaspardo, si è fatto un fallo un po' così perché si era già parecchio incugnato Piani, si era ben incugnato, un fallo così così. Due tiri liberi quindi per Piani che sono oro colato per Fogliano. Insacca il primo l'ex GSA Udine. Non va il secondo, rimbalzo. L'ultimo tocco di Clemente qua. Un po' mani di pastafrolla, qua la palla andava arpionata. Rimessa al volo per Piani, sfortunato qui Fogliano. 48 Fogliano, 68%. Finito così il terzo periodo. Ultimi 600 secondi di Tarcento Geoclima Fogliano, big match, uno di big match, anzi l'altro il derby collinare Maragna San Daniele. Sorride il momento a Tarcento, avanti di 22, 48-70 il punteggio in favore dei padroni di casa, ma però Piani con una zingarata segna, subisce il fallo. E allora spazio ai quintetti in campo. Fogliano in campo numero 15 Piani, 11 Visentin, 9 Deana, 18 Raccaro, 7 Sdrigotti. Non va a gioco a 3 punti di Piani, però Visentin cattura
10° rimbalzo offensivo. Antena però strappa il pallone a Piani, insieme a lui in campo numero 7 Fumolo, 20 Accardo, 14 Munini, 19 Bellina. Munini, il parcheggio del Palasport, il tiro non va, Accardo spinta leggerissima però evidente a Piani, fallo giustissimo. Trecento quindi si avvicina credo alla 22 barra, sì, o 21, ho perso il conto, vittoria consecutiva. L'ultima sconfitta risale alla terza giornata contro Romance. Deana cerca una palla pretenziosa, recupera Accardo, poi va per le terre. Sembrava un fallo clamoroso ai danni di Accardo. Rimbalzo di Bellina. Antena. Fumolo. Porta a cade il fallo di Sdrigotti. Due tiri liberi per Fumolo che ha portato a casa un fallo. Sacca il primo Fumolo. 2 su 2 di Fumolo. Piani, un palleggio, Deana dall'angolo, in e out, tap out di Fumolo, Munini per Antena, arriva rimorchio Bellina. Antena da 3. Grandina su Fogliano, 75-50 più 25 padroni di casa, che a meno di clamorosi rovesci stanno per facciamo finta, stanno per, che l'ho detto, scusate la mia dislessia, stanno per centrare l'ennesima vittoria consecutiva. Petrovic, lui si fa di Bellina o di Antena? Fallo di Antena che prende anche un tecnico. Accardo dice stai buono, non ha senso, siamo avanti di 23. Mi sembrava però una protesta. Alberto, cosa dici tu? Alberto, basta mangiare il prosciutto San Daniele, devi smetterla. Perché adesso io oggi non ho le cuffie e non riesco a tenerti sotto controllo. Comunque abbiamo capito che gli arbitri non dicono neanche se alzi il sopracciglio ti danno tecnico. Se condivido la tesi di Tonizzo che se alzi il sopracciglio sei passibile di tecnico. Guarda, ti controllo adesso, eh. Adesso condiamo. Sei interdetto da. Ecco, se mangi ancora la fetta di prosciutto per il tecnico. Vediamo, scusa gli amici da casa, stiamo un attimino divagando. Torniamo concentrati sulla partita. 53 chi attacca, 75 chi difende. La partita, come dicono anche quei spettatori in palazzetto, è comunque ancora lunga. Deana strappa il pallone. Skip per Sdrigotti. Da 3 non va, a rimbalzo Accardo, ci sta mettendo una grandissima grinta. Antena smanaccia Deana, fasi un po' caotiche per usare un eufemismo di partita. Alla fine arriva un fisico, mette tutti d'accordo, fallo di Bellina. 2 minuti e c'è il bonus! E già in bonus, D'Arcento. Piani in sacca, primo tiro libero.
sa che anche il secondo. 20 punti tondi tra le due squadre, 55-75 in favore dei padroni di casa. Munini, tiro del cameriere non va, un balzo catturato da Petrovic che poi apre per Piani, porta a casa il fallo. Piani pronto, doppio cambio per Tarcento, rientrano Barazzutti e Vidani, escono Accardo d'Antena. Al baccolo. Bravo! 1 su 2 di Piani, Alberto però. Pensaci tu! Munini va per terra Deana in modo volontario, però commette fallo su Claudio Munini, che si è preso secondo me 20 minuti più o meno un po' così di pausa, però ha fatto un terzo periodo Claudio veramente da leccarsi i baffi. Segno il primo di Munini. Due su 2 di Klaus Munini, portano a più 21 Tarcento, che comunque continua a pressare tutto il campo, a rimanere concentrata. Matteo Piani, tiro fuori dagli schemi, però il pane quotidiano non va. Rimbalzo di Bellina che ne ha presi tantissimi questa sera. Bellina Alberto, si sente tanto nel microfono gli spettatori? Ah, perfetto, meno male. Time out, nota la panchina di Fogliano, sotto di 21, 56-77. Time out, squadra in campo. Barazzutti, servito da Bellina. In campo assieme a loro, numero 7 Fumulo, 14 Munini, 13 Vidani. Perde palla a Fumulo, poi commette fallo da Tergo. Fogliano invece in campo 15 Matteo Piani, 7 Sdrigotti, 11 Visintin, 6 Lupino, 16 Dalibor Petrovic che avrà 2 tiri liberi, quarto fallo di Fumulo. Allora 2 tiri liberi Petrovic, perché è già in regime di bonus Tarcento. Non va il primo di Petrovic, questo sì è una novità. Non finisce più sta partita. Uno solo di Petrovic. 20 punti da due squadre, 57-77, Barazzutti. Serve Fumulo. Quello c'è palla, no! Sembrava fallo subito di Fumulo. Parte Fogliano. Non mi è piaciuto molto l'arbitraggio. No, una partita facile comunque. Azione di passi, esce Fumulo, poi dà un calcio a una panchina, sopra di 20, dai. È arrivato Gaspardo, anche lui ha 4 falli. Rischia palla persa Barazzutti che con una magia tiene via il possesso, poi col piede pesta la linea. Rimessa per Fogliano, rientra Andreas Davide con il numero 10 ed esce il numero 11 Visintin. Siamo quasi a metà del quarto periodo finale. Dall'angolo Sdrigotti, tiro corto, il balzo di Munini che si mette subito in proprio
2 contro 3, arriva a rimorchio Gaspardo che voleva una sotto di alley-oop. Vidani lo vede, Gaspardo dall'angolo, in e out, rimbalzo Dreas. Piani, bello qua il canestro di Piani da 2, 59-77. Non è contento Andriola, che chiama immediatamente time out. Fatta la rimessa, squadra in campo, 59 che difende, 77 che attacca. Siamo nella seconda metà del quarto periodo finale. Vidani, stessi effettivi in campo per 300, stessi effettivi anche per Fogliano. Arriva il fallo di Lupino. Pronti per la rimessa, se ne occupa Claudio Monini. Barazzutti cerca rogne contro 3 avversari, le trova ma è bravo e lesto, fa sbattere il pallone contro Strigotti. Rimessa ancora per 300 che ha 10 secondi per andare al tiro. Chiama lo schema Vidani, serve Barazzutti, liberato da una serie di blocchi. Solo Cotone per l'ex UBC. Dreas finta il tiro, attacca Bellina che però ha gambe più che in forma per tenerlo bene. 20 punti sempre dalle due squadre. Barazzutti, Monini, crossover, Strigotti lo marca benissimo. Monini si fa carambolare il pallone sul piede, rimessa per Fogliano. Esce Petrovic, rientra Raccaro con il numero 18, dicevo. Raccaro cresciuto a Montecattini, poi un paio di anni in B1 e in B2 a Gorizia, Caligari secondo di Rosazzo, Cormons e ora Fogliano. Un bel giocatore anche lui, un mestierante sotto canestro, da tanta sostanza. Strigotti ci riprova da 3, tiro con poca parabola, allora rimbalzo di Vidani per Barazzutti, già nella metà campo difensiva di Fogliano 300, magia ancora di Claudio Monini, che si merita questi applausi del suo pubblico perché veramente ha fatto un gran canestro. L'ex capitano della GSA. Raccaro contro Bellina. Raccaro qui d'esperienza, ci è rimasto un po' male Bellina, voleva il fallo perché dice che è stato spostato da Raccaro. Ultimi 3 minuti quasi di partita. Barazzutti, fallo netto, adesso non si fischia più. Lupino fino in fondo. Monini va dove osano le aquile, però il tiro da palla aveva già toccato il tabellone, quindi per cui il canestro è buono. È uscito Bellina, applauditissimo al suo pubblico. Escono anche Lupino e Strigotti, entrano Visentin e Vassallo. Siamo proprio al cameo finale di questa partita. Barazzutti, Fogliano non ne ha più, manca anche troppo poco tempo per abbozzare una rimonta. Però non ha sbracato Fogliano dopo la doppia espulsione di Maurizio Piani, coach Ciccio Zuppi. Anzi, è iniziato anche il terzo periodo come Dio comanda. Piani, la sua parabola non va, rimbalzo di Gaspardo, poi è abile a mettere giù il pallone, a seguire Vidani che gestisce, arriva Monini a rimorchio, pensa al tiro Klaus, vuole giocare 1 contro 3, forza un po', porta a casa un fallo, un po' di reputazione più che altro perché il contatto l'aveva cercato lui. Entra Accardo, se segna Monini 2 tiri liberi. Non segna il primo Claudio Monini.
segna il secondo ed esce per la standing ovation Claudio Bonini. Bel giocatore, bella persona, grande leader. Dopo questa sviolinata mi deve almeno un aperitivo, no Alberto? Un buon Claudio. Visentin da 3, si iscrive a referto il giovane di Fogliano. 66-82, 16 punti, resa più che onorevole di Fogliano comunque. Visentin porta a casa un recupero, ripeto, in una società giusta qua si alzerebbe la palla, però per effetto truffa del possesso alternato la palla va a Fogliano. Andrebbe alzata la palla, dai Alberto, no? Cioè non è per far polemica, ma... sì, dai, la palla va alzata. Almeno io la vedo così. Siamo negli ultimi meno di 2 minuti, 1:44 al termine. 66-82. Esce Vidani in standing ovation, a mio modo di vedere le cose, è MVP della partita ed entra Antena. Entra il numero 13 Tanzariello ed esce il numero 15 Piani. Recupera la palla Fogliano, Tanzariello pensa al tiro, non lo prende. Serve sotto canestro Vassallo, sbaglia un tiro comodo, ma Raccaro mette tutti d'accordo, ma attenzione, perché sono 14 punti di distanza. Mancano 70 secondi alla fine dell'ostilità. Fallo di Tanzariello su Barazzutti. Cambio, esce Raccaro. Dentro il numero 12 Paolo Cossi. Segna Barazzutti 2-2. Dreas da 3 segna canestro almeno 13. Ripeto, resa più che onorevole quella di Fogliano. Accardo per Gaspardo, ha fatto un buonissimo secondo tempo. Vicentin, Dreas da 3, solita non va. Ultimi 30 secondi di partita, 15 punti delle squadre. Gaspardo slalomeggia fino in fondo. Bel canestro quello di Gaspardo. 71-88. Tanzariello porta sul pallone, attacca Antena, sblocca su Gaspardo, palla ai piedi di Vassallo. Rimessa ancora per Fogliano, che può andare fino alla fine, perché mancano 12 secondi alla fine dell'ostilità. Dreas per Tanzariello, vediamo se fa l'ultimo attacco. Bontanza, serve Vassallo, power move, tiro lungo, a rimbalzo si smanaccia un po', si fischia a 1 secondo, rimessa per Fogliano. Un secondo alla fine della partita, rimessa fatta per Dreas, che non trova il canestro sull'ultima azione della partita. Applaude tutto il pubblico presente, è stata comunque una partita amabile da vedere. 71 per Fogliano, 88 per Tercento, e continua così la sua striscia di vittorie consecutive e si consolida sempre più regina del
campionato. Io vi ringrazio per la gentile attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.